Baby TV con mister Fedele dopo Legnano Ardoro Lazzate 0-0. Mister, dopo la sconfitta con il Pavia arriva questo pareggio, un punto che vorrei tanto chiederle che cosa ne pensa, per come si era messa la partita, come ha visto il primo tempo e come siete entrati nel secondo. Allora, una partita tosta, difficile, lo sapevamo, andavamo a affrontare una squadra in salute nonostante la sconfitta di domenica con l'Ispra, è una squadra che ha fatto parecchi punti nel giro di ritorno, non a caso qua ci hanno perso squadre importanti come la Subiatese, il Pavia è stato fermato, quindi venire a giocare al mare non è mai facile. È stata una partita difficile dove non ci sono state sinceramente grandissime occasioni né da una parte né dall'altra, però è stata una partita viva, combattuta. Ci prendiamo questo punto sapendo che adesso non abbiamo più possibilità di sbagliare e cercare di fare il percorso netto da qui alla fine per cercare di ragguantare il playoff. Le chiedo, mister, la scelta di Spitaleri e Benedetti dal primo minuto, due cambi che sono arrivati prettamente nel reparto offensivo rispetto alle scelte che ha fatto col Pavia, la loro partita, mister, secondo lei? No, sicuramente positiva, soprattutto Davide Spitaleri ha fatto un'ottima partita. Chiaro che il cambio forzato di Nzughi dopo 5 minuti ha un po' scombussolato i piani che avevo probabilmente per la partita, però la squadra è stata veloce e rapida ad adattarsi anche a un cambio di modulo, a un cambio di giocatore, quindi gli faccio i complimenti da questo punto di vista e sono sicuro che troverò tutti pronti anche per domenica. Le chiedo, mister, proprio la domanda era sul cambio di Nzughi. Può essere che l'infortunio del difensore praticamente dopo 10 minuti abbia di fatto cambiato quello che era il vostro piano partita? Sì, sicuramente io avevo impostato la partita in maniera diversa, giocando comunque come siamo abituati con una difesa 4, poi nel momento in cui si è fatto male Momo ci siamo dovuti adattare anche alle caratteristiche dell'avversario e quindi ho preferito spostare Becchi e Manziroli insieme a Marioli mentre dietro, però la squadra comunque dopo da lì ha fatto bene, non ha rischiato poco, non abbiamo proposto tantissimo, non siamo andati a calciare praticamente mai, però abbiamo fatto una partita tosta che serviva oggi. Bepi TV con mister Porro dopo Legnano Ardoro Lazzate 0-0. Mister, nonostante un pareggio a reti inviolate, si può dire che il Legnano abbia disputato un primo tempo di grande spessore, ha sfiorato più volte il vantaggio, poi nel secondo tempo la partita sia un po' assestata, ma come giudica questo punto? Sì, sono d'accordo con la tua analisi, perché nell'assestamento che effettivamente c'è stato nel secondo tempo comunque credo che la mia squadra abbia mantenuto la partita sui binari che dovevano essere mantenuti. Forse ci è mancato quello spunto che ci aveva permesso nel primo tempo di essere anche abbastanza pericolosi, però credo che sia stata connotata da una grandissima intensità sotto tanti aspetti, sotto ogni punto di vista, la prestazione della squadra stasera, e senza dubbio è la risposta migliore che poteva dare dopo la brutta prestazione di domenica scorsa. Ma da questo punto di vista non dico che non avevo dubbi, perché non voglio neanche sfociare nella presunzione, che è una cosa che non ci deve assolutamente contraddistinguere, però questi ragazzi sono desiderosi e affamati di arrivare all'obiettivo, perché si sentono parte di un percorso che li sta portando a fare qualcosa di veramente molto importante per la città, per la piazza, per la società, per la proprietà, e per poter incanalare Legnano in una direzione giusta. Quindi noi usciamo soddisfatti. Io ho detto a loro che per il tipo di risposta che hanno fornito, per me è come se avessero vinto la partita, e penso che debbano far tesoro, proprio custodirla dentro questo tipo di prestazioni, per saper richiamare ogni giorno quando stiamo al campo ad allenarci e ogni domenica quando andiamo a giocare quello che li ha portati a sfoderare questo tipo di prestazioni, perché stasera la squadra è stata veramente feroce e veramente sono orgoglioso dei miei ragazzi stasera. Le chiedo, mister, c'è stato un cambio praticamente nell'Ardor dopo 10 minuti forzato, e la cosa sorprendente è che hanno tolto un difensore e messo un attaccante, ma la cosa ancora più sorprendente è che la squadra, lei non ha praticamente mai cambiato assetto, la squadra è rimasta la stessa, e questo è sinonimo di grande fiducia soprattutto nel come Legnano prepara le partite, anche nonostante degli imprevisti, un aumento di peso offensivo anche delle squadre offensive, delle squadre avversarie. Sì, sono loro che hanno cambiato assetto poi, perché loro sono partiti a 4 e si sono rimessi poi dopo a 3, già verso la seconda metà del secondo tempo, quindi evidentemente avevano qualcosa da aggiustare, avevano qualcosa da sistemare o delle contromisure da prendere. Noi eravamo, guarda,
la fotografia della mentalità di questa squadra di stasera è sul fatto che noi abbiamo preparato la gara ipotizzando un sistema di gioco che è quello che ha sempre usato l'Ardor e che stasera ha variato dall'inizio e ha variato a gara in corso. Ma noi eravamo pronti, l'avevamo già a parte lavorato, perché affrontare i sistemi è uno dei temi di lavoro che contraddistingue le nostre settimane, ma nel momento in cui c'è stata questa variante di assetto non ci ha proprio sfiorato e sapevamo benissimo cosa dover fare e come doverlo fare, posto che, questo ce lo siamo detti fin da domenica sera, il focus della gara, la principale caratteristica della nostra prestazione esulava dai sistemi, esulava dai temi tattici, doveva partire dall'anima proprio, e questa squadra l'anima ce l'ha messa, quindi io sono orgoglioso dei ragazzi. L'ultima domanda, mister, arrivate da una sconfitta e un pareggio, ma con una prestazione molto positiva. Tra virgolette, il vostro prossimo avversario si troverà nella stessa situazione, ha vinto una partita importante contro il Meda, stasera ha perso uno scontro diretto contro la Vergetesi in casa. Come arrivate allo scontro con il Sedriano dopo tanta energia spesa in questa serata, anche per loro ovviamente? Arriviamo consapevoli ma molto umili, quindi sappiamo che se non c'è quello che stasera ci ha contraddistinto e ha caratterizzato la nostra prestazione, la ferocia, cioè con cui abbiamo affrontato questa gara, potremmo incappare in delle difficoltà, però adesso è il momento di spingere ancora di più sull'acceleratore. Noi dobbiamo usare questi giorni per recuperare energie, perché la partita è stata molto dispendiosa mentalmente e fisicamente, e arrivare domenica pronti a fornire un'altra prestazione feroce che ci deve portare a ottenere il risultato.